Perdere la moglie e dopo venire anche accusato di essere l'assassino mi sembra un po' oltre certi limiti, no? Così Sebastiano Visentini, il marito di Liliana Resinovic, ora ufficialmente indagato dalla procura per l'omicidio della moglie. Una dichiarazione che sembra ricalcare quella del giorno del funerale di Lilli, il 25 gennaio 2022, quando di fronte a una sostanziale accusa da parte di molti fra familiari e opinione pubblica si sfogò così. E tutti dicono è lui, è lui, è lui, è lui. Capisci? Ti senti preso di mira, insomma. La persona si sarebbe suicidato subito, immediatamente. No, io voglio continuare a vivere, a lottare, a togliere tutto quel fango. Sebastiano, appresa la notizia del suo nome nel registro degli indagati e contattato dalla nostra emittente, non nasconde il proprio scoramento. Non saprei cosa dirti, guarda, la cosa è talmente grande che va al di fuori non lo so, veramente troppo grande per me. Te lo aspettavi? Certo, essere indagati va bene, insomma, ma essere accusati è tutta un'altra cosa. Ora la palla passa all'avvocato Alice Bevilacqua che assiste Sebastiano. Secondo quanto appreso, sarebbe stata fatta richiesta alla procura per avere la documentazione delle investigazioni sul marito di Liliana. Ecco, appena avremo qualche dato, potremo anche capire quali sono gli elementi che hanno portato la procura. Martedì scorso, di sera, gli uomini della polizia scientifica si sono presentati a casa di Sebastiano Visentini in via Verrocchio ed è scattata la perquisizione dell'appartamento. Sì, me li sono trovati fuori dalla porta, insomma. Perché io ero via, sono tornato. Cos'era, alle 7-8 di sera, adesso non mi ricordo, pensavo fosse una troupe perché non conoscevo le persone, avevano dei borsoni, ho detto sarà qualche troupe, ho detto no grazie, ho detto no siamo della polizia, della scientifica, e mi hanno stato il mandato e sono entrati, hanno perquisito praticamente tutta la notte, insomma. Oggi sei proprio fuori Trieste, sei proprio via? Sì, sono in Austria. Visintin ha anche aggiunto: nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena. Da 30 anni siamo sempre gli stessi amici, facciamo le solite cose, si mangia, si beve, un tuffo nel lago gelato tira su di morale. Ci sono delle belle signorine, ha aggiunto infine Sebastiano, e alla domanda su quando tornerà a Trieste risponde così: non ve lo dico.